Il nonno era avvolto dalle fiamme anche perché nel momento in cui si è accesa dopo era, era solo fiamme e non c'era più niente da fare. L'odore di gas e poi l'esplosione ha provato a sfondare la porta e a gettarsi sul nonno per evitare l'irreparabile. Marian, 22 anni, ha cercato di salvare lui e anche la mamma, ma la fiamma dell'accendino che il nonno teneva in mano in pochi istanti ha fatto bruciare l'aria satura di gas. Vittima della terribile esplosione è Johan Toma, 76enne romeno. Cosa sia passato nella sua testa resterà un mistero. È sera ormai quando si chiude in cucina e apre una bombola del gas da 25 kg. Nella stanza accanto il nipote che vive con lui e con cui fino a pochi minuti prima aveva dialogato tranquillamente. Ero in casa, avevo sentito dei rumori strani e andando a chiedergli cosa stesse succedendo mi ha detto solo di andarmene, che non c'era niente. E io sono uscito qua in strada coi cani per vedere cosa stesse succedendo e da fuori non si vedeva niente. In quel momento ho chiamato mia mamma per avvisarla che c'era qualcosa di strano e lei, tornando dal lavoro, siamo entrati tutti e due e entrando ho sentito questo forte odore di gas e nella precipitazione ho sbattuto contro la porta per aprirla e nel momento esatto in cui io ho aperto la porta mio nonno, guardando me e mia mamma, ha fatto esplodere questa fuga di gas. Marian chiama la mamma al lavoro, la quarantenne si precipita a casa e tenta di parlare con l'anziano padre senza ricevere risposta. Accade tutto in pochi istanti. Stavo provando a prendergli l'accendino davanti per non fargli prendere fuoco e mi ha preso tutto il fuoco in faccia e io da là non ci ho più visto, ho detto mamma esci, ho preso mia mamma che si era ferita alla testa e l'ho portata fuori, poi sono rientrato per prendere i due cagnolini. La donna e il figlio, nonostante le ferite, hanno la forza di allertare tutti i vicini facendoli uscire di casa e salvando così loro la vita. Ho citofonato, ho andato a bussare per dire di uscire e tutto, ho subito anche chiamato l'ambulanza e anche il vigile del fuoco. Sul posto arrivano i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme e il boato ha sventrato la cucina. Danni ingenti anche negli appartamenti che sono stati dichiarati inagibili. 7 persone sono state evacuate. Una tragedia senza spiegazione per la famiglia di Johan, tranquillo pensionato, arrivato 18 anni fa dalla Romania per stare vicino alla figlia e al nipote. Niente faceva presagire a questo drammatico epilogo. Mi è cresciuto da quando ero piccolo, mi ha portato qua in Italia, mi ha curato perché avevo l'asma e i dottori hanno detto che l'Italia ha un'aria molto più pulita, mi ha portato su in montagna, mi portava tra gli ospedali, avevo solo 2 anni e lui mi portava sempre in braccio, mi ha fatto praticamente da padre.